ho trovato varie dichiarazioni. Questa è quella che mi è sembrata più interessante, ascoltate. Il presidente iraniano Khatami ha definito Israele l'asse del terrorismo, invitando tutti gli iraniani a partecipare la settimana prossima alle manifestazioni anti-israeliane che ogni anno si svolgono nel paese nell'ultimo venerdì del mese di Ramadan. Cioè, interessantissimo, perché questo non può dire di non averlo detto, essendo che sono delle dichiarazioni che sono ufficiali. Spieghiamo magari cosa stiamo facendo. Questo è un comunicato ANSA. Beh, noi ci stiamo informando su alcune dichiarazioni che ha dato Khatami, l'ex presidente israeliano, che sabato, ex presidente iraniano che, va bene. Che sabato sarà presente qui a Udine nella manifestazione Vicino e Lontano. E noi diciamo abbiamo costruito un piccolo dossier giusto sul presidente, anche per capire bene come inquadrarlo nel nostro lavoro, e abbiamo spulciato un po' dappertutto, ognuno ha fatto la sua ricerca e noi abbiamo le nostre amicizie, e una in particolare ci ha graziosamente inviato questo lavoro molto importante. È una ricerca approfondita tra i comunicati ANSA degli ultimi, mi pare, 10 anni, alla ricerca di dichiarazioni del presidente Khatami. Possiamo anche dire a questo punto il nome del giornalista che ci ha dato questo dossier? Il nome di battesimo è Carlo Panella. Carlo Panella, ne abbiamo parlato altre volte, no? Anche a lezione dei libri che ha scritto, diciamo, controversi sull'Islam in Italia e nel mondo. Diciamo che per vie traverse è riuscito a sapere non solo di vicino lontano ma anche delle nostre intenzioni, e ben volentieri ci ha fornito un piccolo contributo alla costituzione del nostro dossier. Sorpresi del contributo? Beh, insomma, abbastanza, perché in fin dei conti il nostro è stato un interesse iniziale che poi si è accresciuto col tempo. E probabilmente neanche noi non sappiamo dove arriveremo, però per il momento stiamo lavorando molto bene, abbiamo tantissime cose da fare, tantissime idee che possiamo realizzare. Certo, e su Khatami in particolare che aspettative nutri di conoscere alla luce magari di quello che abbiamo detto e di quello che poi hai letto nei comunicati? Esatto, cioè Khatami è un'occasione per una persona conosciuta da tutti, e quindi certo, la nostra presenza è ovviamente immancabile. Che aspettative nutrite nei confronti di questa visita? Io sinceramente spero che alla conferenza partecipi tutti, la comunità, se c'è una comunità iraniana. Ok, allora state parlando come dei politici. No? Allora voi dovete davanti. giusto. Ormai abbiamo